streetnewsmagazine.it, siamo qui con Antonio Recetano, vice sindaco di Cicciano, alla partita dei sogni in memoria di Andrea Iovino. Arte e sport si incontrano, è un modo per ricordare Andrea che è sempre nei nostri cuori. Assolutamente sì, il sabato mattina non è facile trovare tutte queste persone in un campo, svegliarci di buon'ora la mattina per ricordare una persona che secondo me è una persona d'animo buono, quanto piccolo ma con un cuore grande, e insieme al fratello Giovannino e Gennaro della Hollywood, che ringrazio per l'invito, siamo questa mattina a ricordarlo come è giusto che merita, una persona speciale, unica, dal cuore grande. Perfetto, scendi in campo la solidarietà, per giusta causa, quindi come avrebbe voluto lo stesso Andrea, e come lei stesso ha detto ci sono tantissime persone, quindi ci battiamo sempre per un motivo valido. Esatto, io già lo faccio tutti i giorni, lavoro per il sociale, lavoro in ospedale presso il reparto di cardiologia, quindi è nella mia indole aiutare gli altri, e stamattina in questo caso ricordarlo per me è come aiutare il ricordo di una persona che rimarrà sempre nei nostri cuori. Quindi stamattina onorato per la presenza, ringrazio tutti e andiamo a vincere per lui. Perfetto, facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News Magazine? Buona giornata, grazie. A lei, grazie. Ciao.